abbiamo sollecitato la sua attenzione di rendersene conto e di prendere una posizione riguardo alla inopportuna presenza dell'espositore israeliano a questa nostra fiera, di cui andiamo fieri della nostra cittadinanza vicentina, in quanto maggior parte dei palestinesi qui sono cittadini anche italiani, e dunque per difendere anche l'onorabilità della nostra città Vicenza, perché una mano grondante di sangue è accusata di genocidio al Tribunale dell'Aia, che sia un ospite nostro in questo periodo penso che sia inopportuno. Una presenza inopportuna, così la comunità palestinese veneta, che conta un centinaio di persone, chiede al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai di prendere una posizione in merito alla partecipazione di espositori israeliani alla Fiera Vicenza Oro. Fiera che diviene quest'anno teatro di scontro politico e di una protesta che punta ad avere risonanza internazionale. La comunità palestinese ha infatti indetto una manifestazione nazionale sabato 20 gennaio, cui parteciperanno diverse sigle sindacali e associazioni, che partirà alle 14 in stazione per proseguire su Corso Santi Felice Fortunato e cavalcavia Ferreto De Ferretti. Ma non solo, dal 19 al 23 ci saranno altre iniziative, un dibattito domenica 21 in cui è stato invitato anche Moni Ovadia e la volontà di portare lunedì a Vicenza 2 ambasciatrici, una del Sudafrica e una della Palestina. Ripeto il mio invito al sindaco di esserci, di fare qualche dichiarazione di condanna del genocidio, di una richiesta del cessate il fuoco. Denuncia e contestazione della partecipazione a Vicenza Oro di Israele, che è arrivata nei giorni scorsi anche dagli attivisti dei centri sociali, che in un post sui social hanno annunciato un corteo nella mattinata di sabato 20 con la volontà di bloccare il padiglione israeliano, e a tal proposito la prefettura, riunito i giorni scorsi il Comitato di Ordine e Sicurezza, sta studiando i dispositivi per evitare disordini per quello che si preannuncia un sabato caldo per le presenze che convoglierà su Vicenza.